Rita Bernardini, segretaria dei Radicali Italiani. La battaglia dei radicali per un alleggerimento della pressione carceraria è vecchia ormai di decenni. Queste riforme si stanno occupando i radicali da decenni, però purtroppo da decenni il problema non viene risolto. Sbaglio, Rita Bernardini? Possiamo partire dal caso Tortora e ricordare come un referendum vinto dal popolo italiano sulla responsabilità civile dei magistrati ha visto la sua applicazione al contrario, cioè il voto popolare buttato a mare. Devo dire che la ministra Cancellieri è venuta al nostro congresso, è stata accolta anche con molto affetto, perché voi conoscete... In una giornata non facile per lei, tra l'altro. Esatto, in una giornata non facile per lei, e devo dire che è stata veramente abbracciata da Marco Pannella perché è stata l'unica ministra della giustizia che in modo chiarissimo a giugno di quest'anno ha detto che l'amnistia è un imperativo categorico morale e che dobbiamo rispettare la Costituzione. Ora vengono rimproverati oggi alla ministra, dice ma tutti gli altri detenuti perché... ma se il Parlamento avesse accolto quanto il ministro ha proposto con forza, evidentemente non saremmo a questo punto. Fra l'altro c'è una sentenza della Corte di Cassazione, e questo voglio ricordarlo, del 2011, che dice in modo chiarissimo che il diritto alla salute va tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza, sicché in presenza di gravi patologie si impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari. Presidente Di Maio, l'unico paese nel quale si sta in carcere troppo prima del giudizio e semmai qualche volta poco dopo la sentenza è un altro discorso. In ogni caso io mi autodenuncio. Posso porre la questione in maniera diversa, direttore? Aspetti, arrivo. Per aver fatto delle segnalazioni, ma posso porre la questione in maniera diversa? Io ne ho fatte centinaia e centinaia. Ma questo mica è un reato. Mi scusi, direttore, Giulia Ligresti. Voglio dire una cosa. Allora, noi abbiamo uno Stato che è tecnicamente un delinquente professionale. Dice la solita esagerazione della radicale, no? Di Pannella che fa gli scioperi della sete, eccetera. Noi abbiamo avuto l'Europa che ha condannato l'Italia da 30 anni sull'irragionevole durata dei processi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si rovina la vita di milioni di cittadini, sia nel civile che nel penale, perché sono 10 milioni i procedimenti penali e civili pendenti. Abbiamo uno Stato che è stato condannato per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea, che ha come titolo tortura. Quindi è uno Stato che non ha molta credibilità se in questo momento in cui noi parliamo, nelle nostre carceri ci sono detenuti decine di migliaia che sono torturati. Ora io mi chiedo, le faccio una domanda, dottor Vespa. Lei quante trasmissioni ha fatto sulle carceri e sulle condizioni di detenzione? Lo potrei chiedere a Ballarò. Lo potrei chiedere... Se lo chiede a noi, guardi, abbiamo fatto collegamenti da Porto Azzurro, ne abbiamo fatti, guardi... Io so solamente una cosa, che ne abbiamo fatti più di altri, va bene? Ecco quando ero deputata, e Alessia Mosca credo che me ne possa dare atto, ho fatto centinaia di interrogazioni a seguito di visite di sindacato ispettivo, segnalando decine e decine di casi. Ci fosse stato un giornale, ci fosse stata una televisione, tranne il Tempo, devo ammetterlo, che Repubblica, e questo lo voglio dire perché io Repubblica lo definisco non un giornale ma un partito. Repubblica, questo mi sembra un luogo comune, lo dicono, sarà un luogo comune. Di solito lo sento dire mi pare da Berlusconi o ma io lo sento dire da Pannella da quando è nata Repubblica. Poi sarà venuto dopo Berlusconi. No, gli stereotipi sono divertenti, però dopo un po' anche si logorano. Ti faccio un esempio, io venivo chiamata in continuazione quando ero deputata, siccome abbiamo questa facoltà, questo potere di sindacato ispettivo, venivo chiamata in continuazione, senti è stato arrestato questo, sempre quelli importanti. Potresti andare, può venire un giornalista al tuo seguito, te lo porti come accompagnatore? Dicevo no, perché non è possibile.
Dice vabbè, ma se ci vai tu potresti... E allora io una volta con Repubblica era stato arrestato Scaglia. Contrattai, ho fatto va bene, io vi poi dirò, un anno tra carcere e sì, arresto per essere riconosciuto innocente, si è fatto 3 mesi di carcere e il resto di arresti domiciliari. Allora io contrattai questa cosa, lo dico in pubblico, ho detto io vi dirò quali sono le condizioni di Scaglia, che erano indecenti perché aveva persino il VC a vista, che è una cosa proprio di un'inciviltà assoluta, a Regina Coeli. Fatto però voi dovete fare 3/4 dell'articolo sulle condizioni disumane e degradanti del carcere di Regina Coeli. Questo è il contratto che ho fatto e infatti andatevi a vedere quell'articolo e troverete che finalmente è uscita la notizia, ma per Scaglia, perché c'era il personaggio importante. Sul resto delle mie interrogazioni io ricordo se di ne aver letto sono molte fregati. inchieste su Repubblica sulla situazione carceraria. Bruno Vespa può sicuramente fare le sue ricerche d'archivio velocemente. Se mi aveste avvisato prima, visto che ormai con internet abbiamo gli archivi digitali, avrei portato... Non mi pare che le inchieste dei giornali se ne sono occupati tutti i giornali, non soltanto il nostro, e questo non ha smosso la classe politica, che è quella che deve risolvere. Gli agenti che si suicidano, ma quando mai abbiamo sentito in televisione un'intervista alla moglie di un agente che si è suicidato? Quando mai? Dottor Vespa. Preghi, l'onorevole Bernardini mi ha passato un foglietto. VZ, è una madre che mi ha scritto. Esattamente, VZ, le iniziali, di 28 anni, è morto il 29 ottobre scorso nel carcere di Trento per arresto cardiaco. La madre ha scritto all'onorevole Bernardini, dice che stava bene di salute, non crede che sia morto d'infarto, ha chiesto l'autopsia ma dispera sul fatto che il magistrato la concederà e perché no? Perché lasciare dei dubbi? Sa quanti casi, sa quante interrogazioni ho presentato su autopsie che non sono state fatte dopo una morte in carcere? Allora, per dimostrare la nostra attenzione, 8 novembre 2012, trasmissione interamente dedicata alle carceri con Marco Pannella che era seduto dove sta seduta lei e che fu naturalmente, come previsto, vabbè, certo, il mattatore di quella serata. Questione parallelo Berlusconi-Cancellieri. Ma secondo me sono due cose completamente diverse, evidentemente. Però c'è una domanda che sarebbe interessante fare. Cioè, come mai un'intercettazione penalmente irrilevante è finita sui giornali? Su questo abbiamo una letteratura piuttosto estesa, come le sa, di intercettazioni penalmente irrilevanti. C'è qualche violazione? La legge che cos'è? È uguale per tutti, non è uguale per tutti? Come funzionano queste cose? Allora, sentiamo Rampini. Allora, intanto il Presidente della Repubblica... Hanno uno strano concetto dell'impeachment. Il Presidente della Repubblica Berlusconi, Napolitano, è quello che in assoluto fra tutti i Presidenti della Repubblica ha concesso meno grazie e meno commutazioni delle pene. Quindi questo è... Il potere di grazia spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica grazie a una battaglia fatta da Marco Pannella, perché vi ricordate che c'era il discorso che invece era congiunto con il Ministro della Giustizia. Detto questo, però il parere non vincolante del Ministro della Giustizia, la Corte Costituzionale si è pronunciata in questo senso. Allora, nella nostra Costituzione mi pare che ci sia ancora scritto che il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e la commutazione della pena. Mi pare anche che nella nostra Costituzione ci sia scritto che il Parlamento con la maggioranza dei 2/3 può approvare l'amnistia. Ora, noi in tutta questa serata, secondo me, abbiamo trascurato questo tema. Perché? Perché la scadenza della sentenza pilota Torreggiani, entro la quale l'Italia deve rientrare nella legalità. La sentenza pilota Torreggiani è la sentenza sulla cui base la Corte europea ha condannato l'Italia contro i trattamenti inumani e degradanti. Scade il 28 maggio 2014. Ora io ho qui una parte importante del messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in cui dice tutti questi provvedimenti, quelli che ricordava anche l'onorevole Mosca, sono pro futuro. Noi però
e dice non consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo. Vabbè, lui è favorevole all'amnistia, lui ha proposto al Parlamento, che non mi pare che però abbia discusso approfonditamente di questo. Dobbiamo chiamare Papa Francesco, Papa Bergoglio? Non ha poteri legislativi, purtroppo. Sì, però quindi ha risolto, per esempio, in Vaticano... Il Vaticano è casa sua, qua è più complicato. Sì, no, dico come tecnico, perché ha risolto in Vaticano, ha abolito l'ergastolo, ed era oggetto di un nostro referendum, e ha introdotto il reato di tortura che noi in Italia ancora non abbiamo introdotto. E riesce a dire cose che noi ci sogniamo. Cristo è in ogni cella. Dove va? Dai delinquenti?